Buongiorno e buona Pasqua. Buona Pasqua. Abbiamo un progetto e quindi proviamo il percorso di un ipotetico lungo ATS, o meglio, verso Trieste. Proviamo a seguire questa traccia qua. Quindi oggi sopralluogo sentieri per un futuro giro cosiddetto lungo in mountain bike a Trieste. Diciamo che l'obiettivo del lungo è il classico 100 km con 1000 di dislivello. Io ho messo giù una traccia su Brighton Active un po' così, diciamo, a spanne. Facciamo oggi un pezzo di giro fino a dove vogliamo e facciamo un po' di sopralluogo, appunto, di sentieri da fare quando faremo il lungo. Giornata splendida, vado che Matteo mi ha già lasciato indietro. Destra. Ciao. Enduro. E neanche per Pasqua siamo esenti dal pedalare con la bora. Niente da fare. Qui qua c'è sempre super panorama, va che roba. Io avevo sinistra. Vabbè. Perché questa è una delle varianti. Buongiorno. Madonna, quanta aria. Eccolo, preparatevi il vento fra 3, 2, 1, olè. Qui destra. Bello di qua, mi sono proprio goduto sta discesa.
proviamo questo sentiero che va su dritto a nord da Ceroglie. Sa dove va? Io direi destra. Anch'io. Allora il confine È lì. è qua dritto per dritto, sarà 2, 4, 5, 600 metri. Proviamo ad andare No, a destra. Vediamo se scende di nuovo più avanti. Allora, noi qua stiamo costeggiando il confine fra Italia e Slovenia, che è qua sulla sinistra a circa 400-500 metri. Vediamo dove porta questo sentiero. Qua stiamo puntando macchina. No, leggevo Welcome to Cardo. Cardo mi ricorda qualcosa, ho letto qualcosa su internet. Tuo figlio si chiama Riccardo. Cardo! Ho detto Cardo! Per quello ti ricorda qualcosa. No! Era bello questo sentiero. E allora giochiamo insieme a... Scopri i sentieri. Qual è il prossimo paese dove usciamo? Allora, Sono così curioso che mi verrebbe da proseguire di là. anche a me, perché lui mi dice che in teoria qua sopra c'è macchina. Pausetta banana e dronatina. Abbiamo capito dove siamo, ma continuiamo a sopralluogare, non so se esiste come verbo, questi sentieri. Scusi, buon uomo per Trieste? Abbiamo girato a destra, probabilmente stringo le scarpe. Qua torniamo a Malchina, vedo la chiesa. Siamo sotto lì dell'acquedotto. No, siamo nella trattoria Lega Trattoria. Allora, siamo saliti un pezzo lungo la strada asfaltata che da Malchina punta direzione Samottorza, e adesso ci siamo buttati dentro a destra su questo sentiero. La mia idea sarebbe, dopo, a giro finito, tagliare il pezzo di asfalto e fare un collegamento fra questo che ci porta, diciamo, un po' più verso la costa e il pezzo su cui abbiamo pedalato prima, appunto per escludere l'asfalto. Vediamo oggi alla scoperta dei sentieri. Che bello qua a Bosco, fighissimo. Io direi di qua, Matteo. Proviamo, dai, allunghiamo un po'.
Leggiamo sto cartello. Percorsi del Carso Rurale. Percorsi del Carso Rurale. Oh, che bei sentieri. Aghi di pino, processionaria, sole, vento, bora. Ci sono le luci. Guarda. Le luci, Babbo Natale, i sassi. I sassi. I single track, gli aghi di pino, le pigne. Deve essere una direzione. Siamo qua? Sì, è per lo stesso principio. Sì, ma potrebbero mettere una direzione anche solo Udine-Trieste che non andassi bene. Sarebbe sufficiente. Qua stiamo scendendo abbastanza. Cosa c'è? Già vedo la faccia. No, Leo Smith, la direzione. Stagni Carsici tra Torri Agostino. Mi dà Sistiana davanti a noi praticamente. Ok, che non sarebbe male, perché magari facciamo un rientro, un pezzo sull'asfalto. Andiamo giù il villaggio. Sistiana, andiamo giù al villaggio e poi facciamo un rientro solito. Andiamo su e dopo vediamo. Quindi destra? Sì, mi viene da dire che possa essere quasi uguale. Proviamo a sinistra, dai, così capiamo cosa c'è. Che magari qua saliamo solo un po' e dopo comunque scendiamo. Che bello! Qua siamo proprio sul costone sopra Sistiana. E siamo scesi troppo e quindi bisogna salire, no? Oh, finalmente un cartello che dice Visogliano, San Giovanni di Duino, Malchina. Io direi Visogliano. Attenzione signore e signori, abbiamo un cartello. Ovviamente Malchina, da dove arriviamo noi. Visogliano, San Giovanni di Duino, 2 km e 10. Anzi no, 2 ore e 10 sarà a piedi. 2 ore e 10 a piedi perché è Alpe Adria Trail. Vedi che il giro di oggi ha quasi un senso. Vedi? Vedi che siamo qua sotto la ferrovia. Sistiana, strada senza uscita. Andiamo giù, eh? Senza saperne leggere né scrivere siamo arrivati a Sistiana, ritrovando, io direi dritto perché Alpe Adria Trail dice dritto. Sì, vai giù. Quei rientri a casa nelle strade senza uscita. Come non detto, la strada senza uscita stava al cimitero, quindi torniamo giù alla rotonda Sistiana, facciamo un pezzo di strada asfaltata.
perché Matteo, contro a tutti i suoi programmi orari, ha deciso che vuole andare su di qua. Questo dovrebbe essere un percorso che punta dritto dritto al Monte Ermada. Noi ovviamente a un certo punto gireremo a sinistra perché stiamo rientrando verso Ronchi e Starantano, ma se ho capito bene di che salita stiamo parlando, questa qua sarà bella tosta. Mai fatta qua al contrario? No, questa non l'ho mai fatta, la conosco sulla mappa perché volevo venire a piedi una volta, ma poi non sono mai venuto qua. Mi risulta che vada su abbastanza cattiva dopo. Sì. Io l'ultima volta che l'ho fatta così, non dovuto scendere. L'ho fatta. Fra quanto parte? Tra un po' e dopo diventa tutta così. Wow, che bello! Che bello il golfo! Che giornata! So già che me ne pentirò, però almeno non facciamo strada, che odio ancora di più. Andiamo su? Sì. Ah, buongiorno, grazie. Destra, Però che lunga, Matteo. lo so, ho capito, ma mi smarco, se no. Uomo avvisato, uomo avvisato. Che roba, bellissimo. Come se non bastasse il 17%, anche il vento.
Qua direi dritto per rientrare a casa. Non oso fermarmi al 18%. No. Bellissimo questo pezzo per di qua. Dobbiamo assolutamente tornare perché questo panorama qua assolutamente far volare il drone. Oggi non abbiamo tempo e qua ci raccordiamo. Qua siamo già. E tu di qua? Ora? Sì. Ui, roba che si muove fra gli arbusti. Ah. È tutto uno sgommare. Madonna, troppi watt. A venire su? Pensavo che volevi rientrare dritto per dritto. Antò, che ti avevo detto? Tomma, guarda che qua sotto si scivola. Tomma, sì. Vedi che si scivola da morire qua sotto. Poi piano, che non voglio andare a filmare. Ti hai ripreso la traccia? Eh sì. Ciao. Eccoci. Vai. La ricordavo completamente diversa questa curva. Siamo a fine giro di rientro a Ronchi. Qua dietro c'è il circolo Pietrarossa. Giornata soddisfacente in tutti i sensi. Abbiamo scoperto dei sentieri molto interessanti che sicuramente finiranno nel giro lungo da qui a Trieste quando lo faremo. Alla fine chiudiamo con 42 km, qualcosa, 700 metri di dislivello. Vi faccio gli auguri di buona Pasqua, anche se questo video presumibilmente lo vedrete un po' dopo Pasqua. Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi, mettete like, lasciate un commento. Alla prossima, ciao!